Buonasera, i programmi della serata. Sente la mattina della Red Bull? Sì. Red Bull ti mette le ali. Ed ora va in onda il film Soldati a cavallo. Pronto? Salute. Oh, ciao. Ciao. Ascolta, stavo leggendo il giornale, ho visto l'annuncio Sì, di che zona sei? di Piteserra. Sono lì, però non sono di lì. Posso chiederti una cosa? Sei dotato? E ogni volta di papà e compagni. Ascolta, più o meno quanto? Sui 20, 19, una cosa così. Ok, è grosso anche. Sì, grosso, tipo l'istello. Ascolta, siccome non riesco a trovarmi così? Davvero? E io? Sei lontano da Semini tu? No, vabbè, voglio di pazienza, ci arrivo. Posso andare da Semini, capito? Ascolta, ma ci vediamo in macchina così facciamo... Sì, Ma io. poi soldi tu, Ah? soldi No, tu. se me ne vuoi dare? Cioè... Sì, serio, magari mica, al finale pure. Ascolta, ma oggi sei libero tu? Alle 6 lì, No, verso le 20. verso le 20 apri il culo e stingi i denti, così. Ascolta, dai, non fammi... Beh, sai dov'è il K2? Sì, al semaforo lì. Allora, altrimenti gli Semini sei pratico? Insomma, un po'... Che ora ti viene bene di pomeriggio a chiamarmi? Verso le 5:30? non lo so. Perché mi metti il privato, io come faccio a rintracciarti? Vabbè, io non è che posso, cioè ti ho appena visto, non so neanche chi sei, magari... Ah, sì, ho capito. Sei grande di età? No, c'ho grande però 30 anni. 30. Ti stai facendo eccitare. Tu non posso immaginare, grazie. Ma non ti chiama nessuno, sono il primo che ti chiama io. Io ho anche un po' di vergogna, capito? No, guarda, sono tutti curiosi, io sono 5 mesi che non lo ciuccio. 5 mesi che non lo succi, ma rinni brandi pure, guarda, quando arrivi, vedrai. Perché non vado? Perché non li trovo intorno ai 20. Io li voglio oltre i 20 anche. Io gingillitti non li voglio. Li voglio ammazzo. Ascoltami, ma non ti fa male quando arriva a fine corsa? Ascolta un po'. Ti sto dicendo che io meno di 20 non mi sposto. Io non lo so, se ci vediamo stasera verso le 8, dove? Al semaforo del K2 dove? No, ci sono i parcheggi, c'è adesso un discount, qualche cosa. Vabbè, non sono da molto che si fa la cosa lì. Comunque, no, ci sono dei parcheggi, giri dove ci sono dei parcheggi tanto, dopo ci sentiamo. Vicino all'Iperpan, lì, adesso c'è l'Iperpan. Sì, ecco, esatto, ascolta, più o meno grosso 3 dita, o di più. Un momento drunchetti nipidi. No, ma dai, è presente la latina di Red Bull? Io ce l'ho grosso come il temperal lapis della Sprite, quello lì verde che vendevano. No, più o meno, fammi un esempio più pratico. Presente la latina della Red Bull? Sì. Ah? Io ce l'ho più o meno così, però un po' più verso Coca-Cola. Fax da litro, presi. Ascolta, ma neanche tu dovrei. Davvero? Davvero, ci vuoi contare, davvero. Ascolta, guarda che se non è così neanche te lo sfioro, Dici calma, tu conosci, non sei sicuro in me su. Tu da me navi comunque. Dai, ascolta. No, non mi ha adesso, capito. siccome non è che vuoi parlare noi facendo i gazzosi al telefono. Sì, aspetta, non mi hai capito. Siccome molti mi dicono così grandi, poi alla fine mi trovo gingiretti e non No, devo tu. Non vi piedo bio, però. Ascolta. Lo so che da tu ziccava. Dai, ma perché mi stai prendendo in giro adesso? Guarda che vengo, te cazzo no, allora ci vediamo stasera alle 8. Mi chiami prima di partire, tu mi chiami. Ti chiamo verso le 7:30? No, alle 6. Alle 6? Ti chiamo come finisci di lavorare? No, alle 5:30. Anzi, posso chiamarti un po' prima, perché io poi devo, verso le 4, 4 meno un quarto. No, alle 4 meno un quarto mi dai la conferma. Ok. Sì, no. Ascolta, aspetta, Oh. Cioè, non è che mi fai andare poi, mi capisci? No, ti faccio andare di breve su Guta, ragazzi, no, tranquillo. No, ma non è che mi fa andare poi... Non c'ho gingilletto, tranquillo, dai giù l'istello, deve essere. Ascolta, no, non è che mi fa andare e poi tu non vieni. Ti richiamo verso le 4 meno un quarto e ti do il... ma tu, ascolta, non è che tu sei molto... Cioè, tu adesso mi stai dicendo queste cose e poi tu vuoi mettere a me. Stai scherzando? E che ne so, magari io vado lì per scopare a te e tu... No, tranquillo. Ok. Sei stretto? Aspetta. Sei stretto? Non sono stretto. No? Vabbè, giustamente se devi prendere un cazzo grosso non puoi neanche essere... Vabbè, dai, ci sentiamo dopo allora. Aspetta, ok.
Lo sai che già ti amo. Me vai a sangue. Che strano, mi sono incapricciato di te solo con questa telefonata. Devi essere eccezionale. Sotto le pezze. Stupido.